Beh, più centro di così oggi in Corso Zanardelli con il signor Mario, vero? È una bella giornata di primavera, si sta bene. Bravo Mario, col figlioletto Mattia, è vispo Mattia, è simpatico, vero Mattia? Quanti anni hai? 8. 8 anni, ce l'hai la fidanzatina a scuola? No. No Mattia, lascia stare. Vai bene a scuola, sei bravo? Sì. Maestre contente? Sì. Bravo, già questa è una cosa bella. Oh, interroghiamo il papi adesso, Mattia. Le beghe de Murus, vada avanti lei Mario a leggere. Le beghe del Murus le prepara quando si spusa. Non siamo proprio bresciani doc, però Ci proviamo. dalla Campania, da Salerno, provi un po'. Che significa? Le beghe del Murus le prepara quando si spusa. Che il problema delle Murus si preparano quando si sposano. Che è un problema loro? No, Le beghe. loro- Lei è sposato? litighe. Lei è sposato Mario? Sì. Lei litigava prima di sposarsi? No, E da sposato? dopo sposato. Credo. Restate con noi che non litighiamo mai, a tra poco. C'entro anch'io, c'entro anch'io. Amiche e amici, ben ritrovati a Teletutto con Centro Anch'io. Tra pochissimo il motto, ma ora un'opera che verrà conservata nella Pinacoteca Tosio Martinengo, il ritratto di un canonico lateranense, di Sofonisba Anguissola. Guarda che me lo sono ricordato. Parliamo oggi di un'opera della pittrice cremonese Sofonisba Anguissola, una delle rare donne che nei secoli passati si dedicarono all'attività artistica. Si misurò in particolare con il ritratto, genere che la portò a essere conosciuta e apprezzata anche all'estero, presso la corte reale di Madrid. L'opera di oggi è stata dipinta prima del soggiorno spagnolo e ritrae un uomo vestito con l'abito dell'ordine dei canonici regolari lateranensi. Visione come prosciugata in 4 fondamentali zone di colore: il caldo sfondo verde, il nero denso del mantello che si spande sulla barba e sui diradati capelli, i bianchi neri del volto e quelli della tonaca. Non vi è alcuna ricerca di effetti, ma una stesura pittorica naturalistica, morbida e vellutata. Oggi abbiamo questo motto: le beghe de Murus le prepara per quan se spus. Interroghiamo Valerio. Preparato Valerio? Non lo so, non so che domanda è. Le beghe de Murus le prepara per quan se spus. Che significa? Le beghe da Murus, Le prepara per quan se spus. perché quando ci si sposa dopo ci sono altre beghe. Altre, ma di più o di meno rispetto a quelle da fidanzata? Ma forse di più. Però si rimane sposati. Senz'altro. Che bella famigliola, qua c'è la mamma, la figlia, le nipotine, sono brave ste nipotine. Bravissime, Come si chiamano? Veronica e Alessia. Sono brave davvero? Sì, abbastanza. E Veronica lei, sei brava? Sì. C'ha il palloncino, quindi si vede che un regalino se l'ha meritato. Allora signora, come se la cava lei col dialetto? Bene, Beh. normalmente. Ottimo, le beghe de Murus le prepara per quan se spus. Che significa? Che quando litighi da fidanzato ti fai un allenamento per quando uno litiga veramente. Perché dopo quando si è sposati è diverso. Tu litigavi tanto da fidanzata? No, E da sposata? un po' di più. Con 3 figli è normale. Mamma mia, non mi pare vero, la signora Celestina e la signora Rosa. Al sole qui, Brava Celestina, brava Rosa. Che ci abbronziamo qua, senza andare al lago, al mare. Prego. Tutti i giorni veniamo qua. Brave, pensionate. Sì. Come ve la cavate col dialetto, signora Rosa, signora Celestina? Siamo capaci perché ho sempre parlato in dialetto, ma dopo avendo una bambina l'ho fatta parlare come si deve, allora poi è andata a scuola e adesso parliamo tutti in italiano. Oh, però qualcosa è rimasto. Le beghe de Murus, le prepara per quan se spus. Che significa secondo lei? Come si dice? Le liti de Murus, Fidanzati? ecco, le prepari per quando si è sposato. Quindi col matrimonio non finiscono le liti. No, anzi, le comincio.
Allora, le beghe degli innamorati le si preparano, insomma, arrivano quando ci si sposa. Sì, è vero che è una palestra il fidanzamento. È una palestra il fidanzamento, in nome dell'amore, però dico che queste cose poi in nome dell'amore si devono superare. Le beghe, cioè i litigi Le murus. dei fidanzati, le prepara per quando si sposano. Quindi anche col matrimonio si continua a litigare. Sì, un pochino sì. Le beghe de Murus le prepara per quan se spus, ovvero le liti, i battibecchi, i bisticci da fidanzati sono la palestra per la vita coniugale. È un detto ormai un po' in disuso perché i matrimoni sono in calo. Grazie, alla prossima.